Buongiorno e ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo al report presentato appunto dall'Agenzia regionale sull'agroalimentare Veneto, quindi tutti i dati definitivi comparto per comparto dell'agroalimentare Veneto nel 2017. La squadra, l'equipe della dottoressa Alessandra Liviero di Veneto Agricoltura ha preparato come sempre, come ogni anno all'inizio dell'estate viene presentato il report. E quindi la prima domanda viene naturale: quanto vale l'agroalimentare Veneto nel 2017? Allora, i dati Istat stimano una produzione nel 2017 di 5,9 miliardi di euro, in aumento del 4% circa rispetto al 2016. Quindi un buon risultato. Un buon direi, risultato, buon settore, sì, negli ultimi anni diciamo che l'andamento è sempre stato stabile attorno al 5,7, 5,8, 5,9 miliardi di euro, quindi insomma... possiamo dire subito, poi passeremo ad analizzare velocemente ad analizzare i diversi comparti, che questo buon risultato è stato raggiunto nonostante l'andamento climatico 2017 non sia stato certo favorevole. Ricordiamo le gelate di aprile e poi le ondate di calore del periodo estivo che hanno colpito determinate colture. Certo. Cosa è successo in sostanza? È successo che le gelate del periodo primaverile hanno inciso in modo negativo su quelle che sono poi le produzioni della frutta a fiorescenza primaverile. Compresa la vite, ricordiamo. Compresa la vite. E le ondate di calore estive hanno avuto effetti negativi in parte sulle orticole, ma soprattutto nel settore del mais, che è diciamo il settore principali. Certo, quindi entriamo un attimo più nei dettagli per quanto riguarda quindi i cereali, come è andata nel 2017? Per quanto riguarda i cereali, appunto positivo l'andamento dei cereali autunno-vernini che non hanno risentito di questi grossi cambiamenti climatici nonostante una diminuzione delle superfici. Sono stati cereali, appunto il frumento tenero e il frumento duro, che hanno avuto rese molto molto alte e con prezzi anche buoni. Quindi i prezzi hanno un po' sostenuto? I prezzi hanno comunque sostenuto la produzione, che comunque è stata in calo per via della diminuzione ovviamente delle superfici. Certo. Per quanto riguarda il mais invece, appunto la situazione climatica assolutamente sfavorevole, queste 4 ondate di calore che hanno caratterizzato l'estate 2017 hanno avuto effetti molto negativi sulla coltura, che ha avuto rese ad ettaro molto basse. Ecco, la stessa cosa più o meno è accaduta per quanto riguarda le frutticole, compresa la vite, come dicevamo, nel senso che produzioni scarse, in particolare la vite è quella che salta più agli occhi, no? La vite salta più agli occhi. Comunque nonostante questo la vite diciamo ha avuto una produzione di uva inferiore del 15%, una produzione di vino inferiore del 16% rispetto all'anno precedente. Superficie diciamo abbastanza stabile, siamo attorno agli 80.000 ettari. E il valore della produzione invece è aumentato del 9,5% secondo i dati Istat. Questo perché appunto i prezzi medi delle uve sono aumentati in modo consistente, parliamo di aumenti del 22% circa a livello regionale. E ricordiamo anche che l'export del vino veneto vale cosa? Oltre 2 miliardi di euro. L'export del vino veneto vale 2,13 miliardi di euro, già i dati di inizio anno 2018 fanno presupporre la continuazione di questo trend, diciamo positivo, di incremento delle esportazioni sull'estero. Continuiamo questa carrellata settore per settore, ma ricordiamo che il report sull'andamento dell'agroalimentare Veneto 2017 presentato da Veneto Agricoltura è disponibile sul sito www.venetoagricoltura.org, quindi facilmente scaricabile e a disposizione di tutti. Sì, ricordo che nel report, nella parte finale, è disponibile anche una parte in cui vi è il dettaglio provinciale delle produzioni e delle superfici per ogni singola cultura, quindi si può avere non solo il dato regionale complessivo ma anche un dato per provincia, e il posizionamento del Veneto a livello nazionale per le principali culture, quindi una sorta di ranking. Bene, bene. La zootecnia invece come si è comportata? Per la zootecnia è stato un anno positivo, sia per quanto riguarda il latte, cioè gli allevamenti da latte, sia per quanto riguarda gli allevamenti da carne. Ricordiamo, scusa se ti interrompo, ricordiamo che il 2017 è stato il primo anno senza le quote. Primo anno senza le quote latte, esatto. E infatti il settore del latte, il comparto del latte, ha avuto un picco di
di positività sia per quanto riguarda il prezzo, abbiamo avuto aumenti del prezzo dell'11% circa per quanto riguarda il latte, dopo anni di trend negativi, assolutamente negativi, mentre per quanto riguarda la carne... Ma scusami, il picco si è concluso o adesso come stanno le cose? Adesso le cose purtroppo in questi primi mesi del 2018 si sta rilevando invece un ulteriore calo del prezzo di mercato del latte. Poi passiamo al 2018 perché Veneto Agricoltura ha presentato anche un flash sui primi mesi del 2018, ma continuiamo con la carne. Per quanto riguarda la carne invece si è bloccato e sembra si stia invertendo quel trend di diminuzione dei consumi e di conseguenza questa leggera spinta verso i consumi, verso gli acquisti di prodotti della carne e derivati della carne sta dando un leggero impulso al settore che era abbastanza stagnante negli ultimi anni. Ok, ascolta una cosa, Veneto Agricoltura si occupa anche del settore pesca e anche delle foreste, che tra l'altro è diventato un argomento molto importante per Veneto Agricoltura negli ultimi mesi. E cosa si può dire su questi due comparti? La pesca, per quanto riguarda la pesca marittima, diciamo i dati produttivi, quelli che sono gli sbarchi della nostra flotta, delle nostre marinerie, segnano un sensibile calo sia in produzione che in valore. E il settore risulta essere anche abbastanza stabile sia per quanto riguarda i numeri di impresa che per quanto riguarda la flotta peschereccia. Per quanto riguarda invece il settore foreste, si tratta di un settore diciamo nuovo per Veneto Agricoltura, o almeno nuovo per quanto riguarda il nostro settore studi economici, lo stiamo rilevando da un paio d'anni. Le imprese sono poche, relativamente poche rispetto ad altri comparti del settore primario, 554 imprese, una superficie forestale di circa 465.000 ettari. Il dato delle utilizzazioni, ossia dei tagli, è in leggero calo rispetto all'anno precedente, si parla di 6.563 tagliate nel 2017 di prodotto. Ascolta, passiamo all'import e all'export, ovvero alla bilancia commerciale. Come è andata quest'anno? Bilancia commerciale, trend negativo, ovviamente il saldo della bilancia commerciale è aumentato in termini negativi dell'80% e importiamo molto di più di quello che esportiamo. È un trend che continua? È un trend che continua negli anni, ovviamente molto dipende dalle necessità che ha la nostra industria alimentare. Ricordo che l'industria alimentare veneto è molto molto forte, anche quest'anno ha avuto segnali pressoché positivi in tutti i comparti e di conseguenza quando la produzione la materia prima non è disponibile nel mercato regionale, e quest'anno abbiamo avuto diminuzioni di produzione e non indifferenti, ovviamente il rifornimento avviene sui mercati internazionali. Questa è una spiegazione del perché abbiamo questo incremento in negativo del saldo della bilancia commerciale. Allora, prima di passare poi chiudere e vedere il flash sul 2018, chiudiamo la parte 2017 con gli occupati, il numero delle imprese. Okay, allora, che è un tasto un po' dolente in parte. Un po' dolente in parte perché il numero delle imprese è abbastanza stabile, il calo è leggerissimo dello 0,7% e diminuiscono di poco le imprese individuali che, ricordo, rappresentano sempre oltre l'80% delle imprese complessive. Sono in aumento le società di capitali e le società di persone che sono arrivate a rappresentare il 17% del totale delle imprese, mentre per quanto riguarda gli occupati agricoli siamo su una diminuzione di circa il 5-6%. Sono in aumento gli indipendenti e in diminuzione i dipendenti. E se potessimo commentare, tradurre commentare questi numeri, cosa si può dire? Si può dire che le imprese stanno andando verso una strutturazione, visto che sono in aumento le imprese con le società di capitali rispetto alle società di persone, alle imprese individuali. Per quanto riguarda l'occupazione, da un lato l'eliminazione dei voucher e dall'altro la diminuzione che bene o male c'è stata nella produzione ha comportato a questo decremento del numero dei dipendenti, degli occupati dipendenti. Bene, insomma, relativamente. Andiamo a chiudere. Un flash sui primi dati a disposizione del 2018.
Allora, per quanto riguarda i cereali e le culture industriali, da segnalare che probabilmente nel 2018 per il primo anno ci sarà un sorpasso degli ettari a soia rispetto agli ettari a mais, e questo non è mai successo negli ultimi anni in Veneto. C'è un aumento delle superfici dei cereali autunno-vernini, già segnalato, e una contrazione, appunto, come si diceva, delle superfici a mais granella. Per quanto riguarda le frutticole, problemi non ce ne sono stati nella prima parte dell'anno, se non per alcune culture per quanto riguarda la fioritura dovuta agli sbalzi termici che si sono avuti nel primo periodo dell'anno. Bene per le orticole, al momento non si segnalano problemi. Buona l'annata sembra anche per la vite, si stima un aumento della produzione dell'8-20% per quanto riguarda i principali vini, e siamo già a un incremento del 4,5% dell'export nazionale in questo caso. Quindi se il tempo permette si spera in una buona annata anche per quanto riguarda la vite. Per quanto riguarda la carne, continua e viene rimarcato questo trend di cui parlavo prima di aumento dei consumi della carne bovina, ma anche per la carne aviconicola. Per quanto riguarda invece il latte, il prezzo dei formaggi risulta in calo e di conseguenza anche il prezzo del latte, visto che appunto ricordo l'80% del latte veneto viene utilizzato per produrre formaggi, e formaggi anche di qualità. Bene, grazie Alessandra per questo tuo intervento. Ricordiamo ancora una volta che il report è disponibile, scaricabile dal sito internet di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org. Ricordo anche, abbiamo parlato di andamento della vite, che nella prima decade il giorno non è ancora stato deciso, lo decideremo oggi, per cui seguite anche questo sul sito di Veneto Agricoltura, la data del secondo incontro del trittico vitivinicolo veneto dedicato alle previsioni della vendemmia. Previsioni della vendemmia non solo nel Veneto, ma nelle principali regioni italiane e anche in Francia e in Spagna, proprio per avere un quadro piuttosto esauriente dell'andamento, dell'avvicinamento alla vendemmia 2018. Un cordiale saluto a tutti e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.